Situazione meteorologica: un robusto promontorio altopressorio si sta posizionando sul bacino europeo e in particolare sul Mediterraneo e nei prossimi giorni garantirà condizioni di stabilità e un progressivo aumento delle temperature sia in quota che al suolo. Nel pomeriggio locali fenomeni di instabilità interesseranno le vette delle Alpi Liguri e quelle avetane, alte vallate dello Spezzino interno, con rapido esaurimento entro sera, mentre altrove i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi. Venti deboli dai quadranti meridionali, da sud-sud-ovest a ponente, da est-sud-est su centro e levante, con mare poco mosso. Temperature massime in lieve aumento, specialmente nei versanti padani, ma ancora entro i 22-23 gradi. Per domani, mercoledì 20 maggio, la Limet prevede nuvolosità bassa in nottata, in diradamento nel corso della mattinata e nel resto della giornata cieli sereni sui settori costieri, poco nuvoloso o velati nelle aree interne, qualche veloce rovescio non è escluso sull'entroterra imperiese nel pomeriggio, venti deboli a regime di brezza dai quadranti meridionali. Mare poco mosso, mosso al largo, poco mosso, quasi calmo in costa, temperature in leggero aumento, specialmente i valori minimi in costa.